il giorno che cominciavano le prove generali per debuttare a Venezia, sono stato ricoverato in ospedale e ne avrò ancora per un paio di settimane, ma stasera ho ottenuto un permesso speciale. C'è qui con me il dottor Minniti che mi ha operato e ha detto ti accompagno io. È molto di più di un ritorno sul palcoscenico quello di Red Canzian, che in un teatro del Monaco, mai così pieno dall'inizio della pandemia, ha potuto assistere per la prima volta al suo Casanova, opera pop che sta già facendo il Giro d'Italia, ma ad andare in scena è stata soprattutto l'emozione dell'uomo e dell'artista, abbracciato dalla sua comunità e dagli amici di una vita. Stasera in queste file ci sono i miei amici veri, quelli che io sento anche nei momenti lontano dal lavoro. Per Canzian è stato il momento dei grazie agli operatori del Cafoncello, dove si trova ricoverato, alle maestranze, ai ballerini, agli attori, ma soprattutto alla moglie Beatrice, compagna di vita e di lavoro. Quando hai la fortuna di avere vicino una donna così, io credo che si possa fare molto, si possa fare anche uno spettacolo bello come questo Casanova. Grazie amore mio. Ma Canzian ha detto grazie anche agli amministratori del territorio che hanno creduto nel progetto di raccontare Venezia in un musical, su tutti l'amico Luca Zaia che non ha dubbi. È uno spettacolo che ha molto ritmo e quindi supererà Jesus Christ Superstar. Questo spettacolo è dalla Regione ho sostenuto con l'idea di portare l'immagine del Veneto nel mondo, di Venezia, del Veneto nel mondo, e vedrete che ce la farà. Un in bocca al lupo dietro le quinte è arrivato in particolare da sindaco e vice sindaco di Silea, la città di Canzian. Vogliamo portarti il supporto di tutti i cittadini di Silea che stasera sono con te. La mia sindaca e mia cugina, Il vice sindaco. E che in ballo ci siano tante ripartenze lo sottolinea il primo cittadino di Treviso, Mario Conte. E oggi si riparte dopo 2 anni con questo musical meraviglioso, con 4 date sold out, con un teatro strapieno, quindi insomma una situazione ideale per emozionarci, quelle emozioni che il Covid ci ha tolto. Per il resto un'esplosione di colori, suggestioni, storia e arte. Grande Venezia, d'oro d'argento, sguardi che bramano. Che Dio vi benedica perché mi avete regalato una serata e un'emozione meravigliosa stasera. Vi voglio bene, vi voglio bene. Buonanotte a tutti.